viandante e il pellegrin che han bisogno di aiutori, il forest che al ciro ospitalità. È il tema forse più comune in te letterature mondiali di tutti gli settis e infri tutti popoli. È origine de culture de antichità paiane. Odisseu è il prototipo di tutti i viandanti. Così come in te culture cristiane, Gesù al nas viandante e perseguitato in tunestale. Scuviersin in questi scontis che il Friul non è un paese marginale, ma crosere di culturis, di mus di pensà e di mis e sensibilitas differentis. Gli scontis di Caterine Percude e di Luigi Gortani nus testimonin la sensibilità popolare dal vocente, le poesie di Zanier nus partin in temps plui resins e nus mostrin una società dove che il bonacet agliere considerat come una robe buine e un pecciat investit la mancianza di ospitalità. Al di divue, il tema de viandanze lo incontrin in riferimento al tema de immigrazione e dai così clamas migrants, che risalissin di sud, traversi il Mediterraneo, sciampant dell'Ortieris e rivant de rotte balcaniche fin a Trieste. Trieste, Place de Libertad, ottobre 2020. Linea d'ombra e strada sicura sono due associazioni che operano sulla strada, dando conforto ai troppi in transito sulla rotte balcaniche, chiamate anche dai migranti gay. Una sorta di zucco de oche terribile. Il game è pericoloso, un zucco per vite, per il futuro, un percorso chiamato di tramais, fispinas, ghiendarmis, laris e drones, che da Bosnia attraverso i boschi di Croazia e Slovenia al porta i migranti dentro d'Europa. Il game si zuie a Piz. A Trieste, in Place de Libertad, chiamate anche per amor Place del Monte, sono femminis e homs che han siel di non voltarsi di altre bande e aiutino queste persone, sfinidis dal viaggio, feridis e plenis di fame. Offrissin curis, mangià e un modo di grande umanità. Saveso c'è che usai fatto? Se dunque il Maestri e il Signore, o hai lavato i vostri spis, anche voi ovesi di lavarsi i pis l'un con l'altri. Infatti, io usai dall'esempio, in maniera che c'è mut che hai fatti io, o fases anche voi altri. Negli anni 30, anche nel Friuli incominciò l'esodo dalle terre. Questi episodi in apparenza casuali narrano la vicenda di un bambino che sentiva pesare anche sulla sua casa il dramma di tanti. Era giusto restare o più giusto andarsene? Sotto un sorelli a plomb marocchins a cence voi maglas di colora strachiamasi strafaniz colorazza e vioti nestis clamars vivula tal foresta di carnice materialisten scrive Herbert Klein
cubierta se mantía, gilebas e burnus, braccioles d'ottone, pettorai di corai, scialze tappetuz. Tanzia di morì di stessa, pal momento bisogna vivi. Tanzia di morì di stessa, pal momento bisogna vivi. Il mito di Odisseu nos porta a esse origins de storie europeane e dal così chiamato Occidente. Allora ho quindi riconosci che all'inizio delle nostre storie è un viandante, un migrante, un che è sopravvissuto a tribulazioni e al naufragi, dove perché in te momenti più difficili ha chiatato sempre qualchedun che lo ha ospitato. Tanche o podaresi domandarsi, ce fasaressino cence lis nausicais. Di fatto, anche in tanti altri sconti considerati importanti, in tal nostri immaginari collettivi, il momento fondamentale è quel de migrazione e de ospitalità. Si dismuove dal naufraghi, Odisseu, e si sentà, in tal socura al pensà. Puer me, in tetiere di qua i mortai sono arrivati come anche mo une volte. Sono forse prepotenza, salvati, sincivi, oppure ospitai e timorati dai dius. Mi someave un vosà di fantatis, quel che ho sentito lì attor, un vosà di ninfis fantacinis che adimorin sugli alti cimis des monts, e in te sorzins dai flums, e in tai prats di erbe cuvierts. Di sicuro soi d'onglie di intumane che fevele. O vuoi la fea la viodi di persone. Così al diseve e al comparì fur dai baraz il granto Odisseu e dal gerdei dal bosco al crevà con la man robuste una rame di fueis per taponassi li svergognis di om. Si muove per là in devant anche un leon cresciut su pesmonz, sigur dalla sofuarce che al va in devant scoreat de ploie e dal vint. I voi, i brusin, al va in tal miec di bus e pioris o daur di cervis salvadis. La fam lo sburte alla dentro di une salde stale per saltà in torra in nemai. Così Odisseu al steve per arrivai enfre gli sfantacinis, bielis, chiaveladis, anche se agli era crot, la dura necessitat lo sbruntave. Terribil un raparì, agli era dut cuvier di sals e a schiampare in vie, une di ca e une di là, sugli rivis che più dentro tal mar si slunghiavin. Bessole e restave la fie di Alcino. Atene i mette in tal cura ardiment e i ghiava dal quarp lapore. E restà ferme in front di lui, si controllava e lui non sapeva, Odisseu, se prea la biele fantate e imbracciai i zenoi, oppur se così di lontan, con dolci speraulis preale, che mostras la citate i des qualchi alg di vestisi. Cheste, i somea pensangi parsore, la roba più giuste, preale con dolci speraulis di lontan. Alveve pore che col tocchiai i zenoi, ie, e podes sustasi. Quest viaggio di Odisseu è la prima conte, anche in forma di liende, di una emigrazione per mar,
che migrazione che è ai fonde di tutte la civiltà greche, la civiltà che è considerata la mari de società europeane attuali. Come che l'ha scritto un storico, la colonizzazione greca si presenta come un dramma millenari di ins costrettis a migrare dislidrisadis in maniera brutale delle loro patrie, di fuarcis maiors, il sud, la fan, la epidemie, li lottis di fazione, l'ordine dal tiran, li vueris, lis invasions, di fameis e di societat misclicciadis di lenghe, di mentalitat e di culture. Al sommet di lei c'è che in tal ben e in tal mal al succede in di divue in tal mondo. Ma c'è il senso dal buon accetto, de voi di capissi e di scambiarsi conoscencis. Il migra continui da int al perdares dut c'è che al significa inricimento reciproc, a restares in dome la violenza e la guerra. Unon al sciampe de societat, distrutte di una guerra durade di science, al tempe man il fi e al ten su il pari vieli. Alle come se al portas con sé il passato e il futuro. La femmina invece non si chiate. Il fumpenc e il polvar che al ven su des maseris le ha glottude per sempre. Di non si savarà più in nuie e il sonon al slungerà la liste dei dispierdus. Il nestrion s'imbarce con altri sorevivuts per ciri di rivà in Italia, ma all'arc des questi sicilianis un violent burlac al sa volte libarcis dai dispatriats. Qualchidune evaiu con la sociarie di ons, altri s'avenin sburtadis ai derive sulis questis de Tunisie. Suntune di questis navs, sciampadis al naufragi, alle ance il nestrion, che dopo une schirie di altri traversis, ai fin arriva in Italia e al fasarà fortune. Queste podaresti essi una des poci storis finidis ben e infrilitantis disperadis vicendis dai clandestins che attraversin il stret di Sicilie, in Tassas, in Barcionis, in Vidrinidis. E podersi essi croniche di questi stat triste, invessit queste che ho ai culì contati in struc e ai buine, e è rude fiction. Se volessi conosci bene i particolari di queste storie, al baste torna a lei la Eneide. In Efiez, cemut saresti al schedat de questure l'eroi di Virgili, se no tant che un immigrato. Prendi la cima, no! Caterina percude nus vise di un altri aspetto importante des migrazions. Tantis personis ascugnin la vie dell'ortiare, perché che vengono perseguitas per motivi politici. La maledizione dai luvins. In quel tempo, la Madonna, benedette, per paura del re Erode, schiampava in Egitto. Tutto il dì a mus, col suo divin bambin tal braccio, per stradis fur di man, per sigriz e per trois. San Joseph la sguarzeva verso il confine del puor paese. Tal paese, che a tutte sgrinfis del re Erode, non era più né giustizie né sicurezza, ma capricci perdut e prepotenze. Le vinvie ci di sempre col cuore in man, per ombre di petai pas di qualche spie, sul fadegnot e traversare in un chiamp di luvins, e erin madurs. E il fueam sec, e i cosu, i scridelizze, scrossavin con gran rumor.
La Madonna Benedette, tutte spauride, e maludì la plante spione, e tal strenzi al cur il so divin bambin, a disin che lu prea in segret parduc che i puors, che perseguitas dall'umane giustizie, avaressin dovuto un dì, come ie, schiampà dal lor país. Dopo d'inche volte, i luvin se diventarin une plante salvadie, mare di savor, senza sostanze, che par mangià che si manghi, mai no pas, e che ciuppe la tiere disgraziate che le ha nudride. Dopo d'inche volte, ogni puo ramingo che al scugne fui dal suo país, alle sod la protezione de Madonne Benedette. In Friuli Luvins avvenivano vidus dai venditors ambulans, come che risulta di una famose chiante furlane. I asins son i furlans dal canal dall'Arzin. Eh sì, anche i furlans han fatti venditors ambulans, come che a Fasinvue tanti immigrati. Sul Puin di Brawlings è passato una sera con le consute plene di dove a trovvendeso Chiedete, perché si emigra in Friuli? Forse è più giusto dire perché si emigra dal Friuli e dalla Sardegna, Lucania, Calabria, Puglia, Sicilia, Abruzzi, e dalla Jugoslavia, Grecia, Turchia, Spagna, Portogallo, Marocco, Algeria, Tunisia, tanto per restare nel Mediterraneo. Negli stati dell'Europa occidentale ci sono oggi più di 2 milioni di lavoratori italiani, più di 11 milioni di lavoratori stranieri. Ma in Italia c'è anche un'emigrazione interna, dall'Irpinia all'Ivrea di Olivetti, dal Salento alla Milano di Pirelli, dalla Sila alla Torino della Fiat, ma anche alla Pordanone di Zanussi, e dalla Slovenia alle miniere del Predil, alle ferriere Weissenfeld di Fusine Val Romana, cioè in Friuli. C'è anche immigrazione in Friuli, lo sapevate? C'è anche una immigrazione clandestina in Friuli, di cavatori, minatori, camerieri, boscaioli, marinai, nascosti clandestini quando arriva l'ispettore del Ministero del Lavoro, preceduto magari da una telefonata, riesportati, contrabbandati se muoiono come sigarette, droga, nel cofano di un'auto sotto un mucchio di cartacce, di sacchi di cemento vuoti. A Trieste accogliamo ogni giorno 30-40 ragazzi sulle panchine di Piazza Libertà. Arrivano a piedi dalla rotta balcanica, c'è tanta fame, sono in condizioni disperate. Le prime parole sono mom, food, poi c'è il gesto, dimostrano che hanno bisogno di mangiare. E c'è una Trieste social che odia fortemente. E c'è una Trieste nascosta invece che collabora, che magari non vuole farlo sapere per tanti buoni motivi. E c'è un panificio che la sera ci fa omaggio dell'invenduto e noi pian pianino con le vecchie ricette locali ricicliamo il pane con un po' di uova, con un po' di latte, con tanto zucchero e ci presentiamo sulle panchine di Piazza Libertà con un pasto caldo e con un pezzettino di dolce. Comunque non c'è aiuto troppo piccolo, non c'è cibo che non possa essere riutilizzato. Vi faccio vedere questa curiosità, queste erano delle meravigliose pannocchie friulane, ci sono state donate quest'estate, le abbiamo sgranate, seccate al sole e sono le minestre dell'inverno che verranno mangiate in Piazza Libertà, la piazza del mondo ormai. Grazie.
Quando Gesù Cristo all'ave pal mont a fa miracoli, menanzi da ur San Pieri come garzon, al capità anche in chiarnie, che ben s'intint. E una sera, dopo aver girato lungo per montagne, strax finis, ducchi doi, entrare in chiesa di una femmina a domandare ospitalità perché gnot. La femmina è squadrada, chiaffa piz, con i ceis incrosadis, e ur disè che je non leve da fas coi vagabonds. Per l'amor di Dio, parone, daimici un bes, e ursierà la parte sulla muse. San Pieri schialdinos come il suo solito, al dè un'occhiade al signor, come per dì. Non saresti a mol cas, signor, mio benedetto, di fiscale che mostre di femenate. Ma il signor, senza badai, al tirà di lung e all'entrà in tune altre chiase, plui puare, nere di chialin, là che une biade femmenute stave da spant a chiaf dal fuoc. Oe, parone! Ben! Nus fasaressi la carità di dannos all'oghio per usgnot. Vin fate tante strade, ue, che non podim plui tirassi gli sghiambis da ur. Ma, sei con Dio, fermaisi pur, galantoms. Tu la voleso là po' a queste ore, che le zascur, tanche une bocchie di lov. Farai che il po' che ho pues. Intant, venit ca. Sintaisi donghi il fug a chiappa une chialde. Metti pen che ves fan anche. E squasi le ve sentivade giuste, a rispondere San Pieri, che si sentiva a colà il stomi. Donne Catin, così si chiamava la femmenute, con 4 bruschis urfase su un biel fugarelli, e si dè subito gli smansator perché la cena arrivasse anche per loro. Un po' più tardut, infatti, presentà une pladine di iotte che affumava l'anime con cers fasui dentri tenerins, che San Pieri allava in glorie a mangiaiu. Par post-past a portà une macuie di miluz che veve picchiade sotto i travs in ta chiamere. E quanche orvigniche di peonis, iumenà a dormì sul fen. Benedette la buina int, al conclude San Pieri, distiranzi dal soccuzzo beate content come un pape. In tal domani a buinore, nel licenziarsi da donne Catin, il signori disè: Parone, c'è che scominciais a fa ue, continuait a fa tutti il dì. E sin lari. La femmenute si mette subito a chiesi e a chiesè senza fermarsi tut quante la giornate. La spuele accorreve ca e là e enfri l'urdiment, come se ves vut il fug di Dio intorsi. E rivade la sera, lo crodaressiso. Tutte la chiase era plene di tele, fin sotto i cops. Mai più tante cucagne, pardone Catin. E se us dis che non poteva state piel da contentece, soi cert che mel crodes a voi si eraz. Come che è natural, a lei di capot, a contà la gran novitata so comari Iacume, che a ieri precisamente, che gagliotte che la sera prime aveva sierà la porta sul nas al signor e a San Pieri. Comari Iacume a spalancà tante di bocchie. Sesomate o doventais? Poi venit su a viodi, quanche us dissi io, ma une tele così fine e ualide, che si può fa chi a mesi scugnie. Ah, biade mai me, e saveso noi se che i doi freschi han intenzione di tornare a Kenti. O crò di sì, han dit che van nome fin in son pel chianal. Se us venien anche mo al viars, us prei mandaitiu a chiesa me, forse mi faran anche a me una grazie compagne. Possio, comari, volentier. Ta
Al domani di sera, infatti, i due pellegrini si presentarono da Gnuf sulla porta di Donne Catin. Ma sentito ordisegli, a di la verità, stasera saresti intrigate ad Ausalogio, ma leit, pur senza riguard, là di me comari Iacume, che sta in che chiesa che vi odesco lì di sotto, e sono sicura che ie si farà in quattri per contentaus. Sampieri, che aveva buine memorie, al stuarzè un po' il nas, e all'ere par di comari Iacume, c'è che i vinive. Ma il signore i fase moto di tasè. E si inviarono di che bande. La femmina urvigni in quintri plene di complimenti. «Oh, buonasera, signoris! Hanno fatto buon viaggio? Oh, mi consoli che entrin, sin pure int, ma di buon cur. L'altra sera, mo, c'è che si dis, avevi proprio il chiafa nolis, e tut colpe des disgracis che mi han biel finite che stan. Ah, se han voglia di schialdarsi, metterai dos cheli sul fuoco. Ma già, mi pare che non sei fred, e poca denti, grazianti Dio, no tire vint, che si sentin? Urs portarai di botto una bocchiade di cene? Anche io presentà la iotte, ma una iotte che non era neanche parin di che di Donne Catin, un brudiot con po' sfasui, pochi e coce, poc lat e gran abbondanza di aghe e farine. A San Pieri noi squadrave masse, la girave pa bocchie un piece lung e poi la parave giù ad Adis, sieranti voi. Comari Iacume accirive di tinio in ghianghe, con li so schiaccaris, fin alla ora di là a dormì. Ma a un certo punto, San Pieri, fasinti il gnogno, i domandà se aveva avuto buine vendeme di Miluz e Tistignis. Miluz? Di quai, doi lobs di che a lei gli dinch, se vuoi in cerciaio, ma vi sicuri che non è robe per loro. E Tistignis pies con pies, la fe nuie, tanche dai voi, che i maledets di Ariz han nome pivischis dentri. Se sapevi così, non facevi neanche davoni che i doi nuviei che ho hai lassù, a chiada al diavolo, d'onghi e il bosco. Ah, fis, c'è anadis. Infin, dopo grandi smignognolis, iumenà dormì sul fen. A cricave la albe, che i doi pellegrins erinzai in piz. La femmine urdè il bondì e sintint che partivin subit ur augurà buine fortune. Il signore disè, parone, c'è che scominciais a fa uè, continuait a fa tut il dì. E s'indlari. Oh, comò, intrica mi, disse la femmine tutte contente, ravoianzi sulis manis fin sore i comedons. O hai di spaccà il doppio livore di Donne Catin. Prima di mettersi a chiesi, par novè di perdi timp, e pensà di sbrissato un lamp a fa la roia sul mussolin. Ma non poteva finire più. Oh, biele, c'è negozi is al chest, e pur no sere no hai mangiato, Rafs. Dio il puarti, tan baste che masse, no vorresche. Dopo miesore si prova interrompi che vore per mettersi al telar. Sì, non si era neanche sentade che a scugni cori da gnuf in gran premure a scrufuiarsi giù sul mussolin, e che ste danze a dura tutte le sante giornate. Altri che tele, che se allora il tagliamento si sglonfà e non fa disordins perché scampagnis, a si può giurà che il fo proprio un ver miracolo di Dio. La tiere è un pianeta che ha gire cence fin, così duce che al fa spardie, plantis, bestis, ombs,
si spuesten in un vagabondage natural, ci rint un puest, du là in fondar li dris e una vita di sest.